Professor Guido Nassimbeni, vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo, un seminario che vuole mettere a confronto nuova e vecchia emigrazione. Con quali obiettivi? L'obiettivo è innanzitutto quello di comprendere meglio questa nuova emigrazione, rispetto alla quale noi abbiamo delle conoscenze un po' frammentate. Infatti negli interventi di domani noi avremo delle informazioni più precise e scientificamente giustificate circa, le dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno. Perché è importante? Perché il numero dei nostri corregionali o connazionali che vanno all'estero è molto significativo. Si tratta di persone spesso di elevata scolarizzazione, persone giovani, persone formate nel nostro sistema che a questo punto vanno all'estero cercando opportunità di lavoro e esperienza. La qualcosa, non è negativa, è una cosa positiva, nel senso che andare all'estero significa fare esperienza nuova, entrare in contatto con culture e lingue diverse. In un mondo globalizzato questo è molto importante. Il punto è che però solo una piccola porzione di questi ritorna indietro. E nel bilancio di competenze che vanno, bilancio di competenze che ritornano, purtroppo noi siamo molto in deficit, sia a livello nazionale che a livello regionale. Quindi la sfida è quella di capire meglio questo fenomeno e capire come ridurre il differenziale di attrattività tra il nostro contesto e i contesti verso i quali si indirizzano queste persone. Un differenziale di attrattività che magari a volte è semplicemente percepito perché io credo che questo territorio offra molte più opportunità di quante non vengano poi, percepite dai nostri connazionali all'estero. Però resta questo punto. In un territorio, in un paese che soffre di denatalità, in un paese in cui l'età media è molto elevata a confronto con gli altri paesi europei, in un sistema economico in cui le competenze sono fondamentali, allora si tratta veramente di riuscire a capire come si può ridurre questo gap reale o percepito di attrattività e, se possibile, riportare indietro o attrarre quelle competenze che si sono indirizzate, si stanno indirizzando e stanno rimanendo all'estero. Il Friuli Venezia Giulia ha perso 30.000 studenti per andare all'estero, in particolare Germania, Svizzera, Francia e Spagna, e qui dicono si sentono più valorizzati. Presidente Bordin, come mai questo dato? Ma innanzitutto credo che sia un po' nell'indole del giovane. Credo che tutti noi, quando siamo stati ragazzi, la voglia di fare un'esperienza all'estero, di provare a crescere in un paese che magari non conosciamo a fondo, ma che però pensiamo di conoscere del tutto, perché ormai i mezzi di comunicazione hanno fatto un lavoro enorme da questo punto di vista, sia un cosa che spinge il giovane magari a cercare questo tipo di opportunità. È vero che ci sono dei paesi all'estero in cui i giovani hanno la possibilità di avere lavori importanti, di crescere anche dal punto di vista professionale e avere anche delle remunerazioni significative, ma è altrettanto vero che poi la situazione va valutata nel suo complesso, cioè la qualità della vita, che nella nostra regione comunque è elevatissima, la qualità dei servizi, quali sono i servizi che comunque sono inclusi e sono gratuiti e quali invece poi alla fine uno deve pagarsi nel momento in cui si trova all'estero, qual è il sistema sanitario, qual è il sistema pensionistico. Cioè, per fare una valutazione complessiva di paragone tra i vari paesi credo che si dovrebbe fare un'analisi veramente molto più complessa e articolata, insomma, altrimenti diventa troppo semplicistico, appaiare semplicemente dei numeri. Detto questo, è altrettanto vero che noi dobbiamo in qualche modo lavorare come sistema istituzionale innanzitutto, ma credo poi il sistema Italia nel suo complesso. Innanzitutto, nei confronti dei giovani dobbiamo avere il coraggio di puntarci sui giovani, ma quello al di là delle parole, perché effettivamente bisogna essere onesti, noi siamo un paese in cui i giovani li facciamo crescere con molta gradualità, talvolta eccessiva gradualità, quando magari in certi paesi esteri effettivamente vengono lanciati in crescite professionali molto più veloci. In secondo luogo l'aspetto economico, cioè è evidente che quando un ragazzo fa un percorso di studi importante e poi entra nel mondo del lavoro, deve avere anche la possibilità di avere una retribuzione che gli consenta veramente di darsi una certa serenità personale, anche per costruirsi poi una vita, perché è inutile che poi parliamo di denatalità, parliamo di inverno demografico, quando poi magari i nostri giovani non diamo degli strumenti economici per poterlo fronteggiare.
Ed è questo che in qualche modo vedo che piano piano si sta facendo, si sta migliorando, ma credo che gli sforzi vadano moltiplicati. Ma per poter avere una rivoluzione complessiva da questo punto di vista, il nostro Paese dovrebbe avere il coraggio di rivoluzionarsi un po'. E questo ci manca, perché guardiamoci attorno e ci rendiamo conto che ogni tipo di riforma, ogni tipo di cambiamento, a qualunque livello venga promosso, dopo 10 secondi ha subito l'antagonismo, che sia un antagonismo politico, che sia un antagonismo culturale, che sia un antagonismo sociale, che sia un antagonismo civico. Cioè ogni qualvolta si propone qualcosa di un qualche cambiamento, tutti si frenano perché non vogliamo perdere le rendite acquisite. Ecco, io credo che se il Paese Italia, dal suo punto di vista, non riuscirà a capire che talvolta bisogna abbandonare un momentino le rendite per fronteggiare la situazione attuale e cercare di dare delle opportunità migliori ai giovani, ecco, se non fa questo rischiamo veramente di trovarci in difficoltà, perché oggi come oggi manca manodopera non solo qualificata ma di qualunque tipo, i giovani sono pochi, si investe poco sulla famiglia. Dobbiamo certamente trasmettere un messaggio che è un messaggio anche culturale, cioè dobbiamo far capire anche ai giovani, cercare di trasmettere il fatto che, ok, è importante, sono importanti noi stessi perché la vita nostra è unica, però è anche importante riuscire a creare un nucleo familiare con dei figli che danno in qualche modo una prospettiva più di lungo periodo. Magari ci pensiamo, ma ci pensiamo forse quando è troppo tardi. Ecco, forse questo dobbiamo dal punto di vista culturale lavorarci in più e anche dal punto di vista appunto economico delle opportunità bisogna cercare di dare ai ragazzi e alle ragazze delle risposte che in questo momento magari non ci sono. Quindi la situazione è complessa, non è facile da affrontare, le dinamiche sono tantissime, è vero che il mondo è cambiato, è vero che la società si evolve, è vero naturalmente che tutti questi cambiamenti, tutti questi indirizzi noi possiamo cercare di gestirli ma non riusciamo a governarli a 360 gradi, per cui all'interno di questo complesso di situazioni ai giovani però qualche messaggio le istituzioni hanno il compito di darlo. Si è iniziato ma dobbiamo rafforzare questo lavoro. I giovani comunque quando sono all'estero dimostrano sempre un attaccamento alle proprie origini, quindi bisogna trovare anche degli incentivi per riportarli effettivamente. Ma allora, io per l'esperienza che ho avuto anche in questo anno e mezzo di presidenza, quindi la possibilità di conoscere le comunità friulane e regionali all'estero, prima in Australia, poi in Canada, ecco, ho visto effettivamente tantissima qualità. Ho visto giovani che hanno saputo mettersi in gioco, che sono cresciuti, ma proprio giovani nostri, non parliamo di seconda e terza generazioni che poi sono cresciuti in quei paesi, ma proprio giovani che oggi vanno a cercare esperienza all'estero. Penso ad Adelaide dove c'è il Fogolar Furlan che viene gestito proprio da un gruppo di giovani udinesi e viene gestito dal punto di vista economico con risultati veramente significativi, cioè i giovani nostri ho visto che sono veramente in grado oggi di imporsi nel mondo del lavoro all'estero, ma proprio per questo dobbiamo cercare di ricatturarli e di riportarli da noi, perché una cosa poi bella è che al di là del fatto che i nostri giovani ci rendono orgogliosi, perché dove vanno obiettivamente fanno parlare bene del nostro Friuli Venezia Giulia, della nostra regione e dell'Italia, cosa che per fortuna hanno fatto anche le vecchie generazioni di migranti, ecco quello che è importante sottolineare è che c'è un grandissimo rispetto per il Made in Italy, cioè tutto ciò che è Italia all'estero è apprezzato, cioè è visto come sinonimo di qualità, come sinonimo di cose fatte bene, come sinonimo di un popolo che ha saputo in qualche modo, grazie alla sua storia, rendersi protagonista in assoluto. Ecco, quindi il Made in Italy va evidenziato e rafforzato e deve essere fatto crescere all'interno di noi stessi, quindi che i nostri giovani vadano all'estero, che facciano esperienze, che crescano, ma che sentano anche la voglia di tornare a far parte, di vivere, di contribuire alla crescita di un paese che ha bisogno di loro e che ha comunque una storia che è ineguagliabile. Oscar De Bona, Presidente UNAI, Unione Nazionale Associazione Italiana Immigrazione. Parliamo di questa immigrazione, come è cambiata negli anni e come oggi e perché i giovani poi vengono sempre attratti più dall'estero. Radicalmente cambiata. Non siamo più ai tempi dell'emigrazione storica che è stata quella della vecchia Europa nei cantieri della Svizzera, nelle miniere del Belgio, della Francia o in Germania e non è quella del 1875 in poi del Sud America. Oggi la situazione è completamente cambiata e dobbiamo dire che per fortuna che esiste ancora l'UNAI e che è nata nel 1966 e che ha avuto proprio come primo presidente per 7 anni l'ex ministro Toros, quindi friulano, esponente friulano di primo piano nazionale. Rappresentiamo circa 23 associazioni di livello regionale o provinciale e abbiamo un organismo quindi che ha 67 anni, 68 anni di storia e
Una cosa che abbiamo notato in questi ultimi anni è che, a parte il Friuli che veramente si comporta molto bene perché dedica un capitolo di spesa importante per le 6 associazioni friulane e giuliane, però tante altre regioni stanno tagliando i sostegni a questo settore, e nonostante che ci siano segnali importanti come la fuga dei cervelli, lo spopolamento della nostra montagna, l'invecchiamento della popolazione, la necessità di avere manodopera. Tanto per dire, l'ultimo atto che ha fatto concretamente l'UNAI ha firmato un mese fa con la Confcommercio Nazionale, quindi l'associazione a livello nazionale a Roma, un accordo per aiutare a trovare camerieri, banconieri, cuochi, portieri d'albergo, perché c'è una carenza di manodopera incredibile, e quindi su questo noi stiamo cercando di lavorare, ovviamente con l'innovazione e la connessione necessaria per una rappresentanza che non è quella di 100 anni fa, non è quella di 30 anni fa, ma è di un mondo che è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Sindaco De Toni anche nel suo intervento ha valorizzato il fatto che i friulani dimostrano sempre grande radicamento sul territorio, eppure tanti giovani studenti si spostano all'estero e solo una piccola percentuale, il 16%, ritorna in Friuli. Come mai secondo lei? Ma allora i nostri laureati che usufruiscono di università di grande qualità sono tra i migliori studenti del mondo e appena si laureano hanno delle opportunità all'estero molto, molto interessanti, e quindi tanti vanno, pochi tornano. Infatti, secondo me, una politica di, diciamo, di valorizzazione di questo fenomeno è proprio quello di favorire i rientri. L'abbiamo fatto anche all'università, si chiamava rientri dei cervelli. Qui si potrebbe immaginare il rientro dei laureati, perché un laureato quando ha 10 anni di lavoro all'estero, che conosce bene la lingua, la relazione eccetera, quando torna può aprire attività, può mantenere contatti. Quindi dobbiamo fare tutta una politica sostanzialmente che non che si opponga al fenomeno, ma che lo cavalchi e lo trasformi in fatti positivi per il territorio. E quindi vanno fatte delle politiche, diciamo, non che non sono nemmeno possibili per sconsigliarli di andare all'estero. Loro comunque vanno, noi dobbiamo partire da questo e cercare di favorire un valore di ritorno di questo fenomeno. Non è facile farlo, ma dobbiamo farlo. Forse sono anche più incentivati ad andare all'estero, ci sono gli incentivi maggiori rispetto alla nostra regione. Ma tanto per dirvi, io ho avuto 2 laureati, il ragazzo e la ragazza, che avevano, cioè il governo australiano dava grandi incentivi agli ingegneri che volevano andare lì, e infatti loro li hanno colti, e quindi è evidente che delle persone molto qualificate sono di grande interesse per tutti i paesi, a partire dall'Australia o dal Canada. Ad esempio molti vanno in Canada perché è un paese di grandi risorse, in grande sviluppo, e i ragazzi guardano avanti a 40-50 anni che è la loro vita, e quindi noi dobbiamo puntare su altre cose. Ed ora vi raccontiamo la storia di Giacomo Ferrara, che a 25 anni da Udine si è spostato a Budapest. Come mai e com'è stata la tua esperienza? Diciamo che a Udine, in Friuli Venezia Giulia, non trovavo, secondo me, lo spazio, come credo condividano tanti giovani della mia età, chi ha la mia età oggi, chi aveva la mia età quella volta. Intendo dire un mercato del lavoro che non ti dà la sensazione veramente di premiarti se ti impegni e di poter crescere. E a Budapest quindi tu hai trovato lavoro subito, e che tipo di lavoro? Sì, a Budapest ho trovato lavoro in maniera velocissima, sono andato lì da turista e neanche 10 giorni dopo mi sono trasferito perché avevo già in mano un contratto. Quando sono andato lì da turista ho inviato alcuni curricula e, come ho detto, poi in pochi giorni la cosa si è concretizzata. Ero anche molto disponibile a fare diciamo qualunque tipo di lavoro, non mi sono posto il problema sul cosa. Ho cercato lavori dove chiedessero l'utilizzo della lingua italiana, perché in quel momento non mi sentivo così
forte in inglese, poi l'ho imparato stando lì. Ho iniziato in un'azienda di IT, Information Technology, e poi ho cambiato perché il mercato del lavoro lì è estremamente veloce. Ho lavorato per Suez, Nokia, Morgan Stanley, fino a che ho deciso che, diciamo, il lavoro d'ufficio dalle 9 alle 5 non è esattamente nelle mie corde. Mi sono messo in proprio e faccio il consulente d'immagine. Ah, e quindi hai trovato la tua strada e la consiglieresti ad un friulano oggi? Beh, sì, Budapest è in sé molto conveniente a livello di distanza, non sembra di essere veramente lontani da casa, sono 6 ore e mezza, 7 di macchina. Diciamo, per chi non è così coraggioso è un'ottima opzione. È vero, ultimamente, insomma, dopo i conflitti in corso, anche lì il costo della vita è cresciuto moltissimo, però è una città estremamente dinamica, estremamente multiculturale, al di là di pregiudizi che ci possono essere sull'Ungheria e il suo governo, però la città in sé è estremamente moderna, europea e dinamica da un punto di vista sociale e soprattutto lavorativo. Io non conosco nessuno a Budapest che, conoscendo bene o male 2 lingue, diciamo l'italiano e l'inglese come nel mio caso, sia rimasto senza lavoro per più di un mese. E non c'è nulla che ti riporterebbe in Friuli Venezia Giulia ad oggi? Confesso solo i miei limiti personali, cioè, intendo dire che, ma ripeto, il limite è mio perché ho tantissimi amici che lo fanno, non riesco a immaginare nel momento in cui avrò dei figli di portare i bambini dal pediatra o all'asilo in un paese che non è l'Italia, quindi questa è una cosa con cui dovrò fare i conti quando sarà il momento. Anna Scaini, ricercatrice su diverse tematiche legate alla nostra regione, ma lavora prevalentemente all'estero. Esatto, sì. Io lavoro, adesso sono a Stoccolma già da qualche anno e ho lavorato in precedenza anche in altre parti del mondo, diciamo. E, sì, adesso sono docente e ricercatrice all'Università di Stoccolma. Però l'attaccamento al territorio, al nostro territorio, c'è sempre, visto che appunto le ricerche poi sono dedicate anche ai fiumi della nostra regione. Esattamente, sì, io lavoro su molti fiumi in varie parti del mondo e soprattutto ho lavorato qui sul tagliamento già dal 2020 e in questo momento ho anche un altro progetto in cui lavoro anche sull'Isonzo. E com'è lavorare all'estero? Manca il Friuli? C'è la volontà di rientrare o no? Sì, oggi si parla molto di appartenenza, no? Il nostro modo di andare all'estero è un po' diverso oggi perché possiamo viaggiare molto più spesso, siamo in grado di tornare spesso dai nostri cari, però le radici sono sempre molto importanti, quindi anche questa, forse nel mio caso, il fatto di poter lavorare anche nella zona in cui sono nata è molto importante, dà valore a quello che faccio e mi rende un po' più contenta anche di essere lontano. Però in futuro ti rivedi qui o sempre all'estero? Mi piacerebbe tornare. Ci sono molti aspetti che rendono la vita semplice a Stoccolma, ad esempio sono mamma, quindi per me il fatto di avere un figlio o più figli in posti come la Scandinavia rende le cose molto più semplici perché c'è una gestione della paternità e della maternità molto diversa e quindi questo probabilmente porrebbe un po' di problemi anche alla mia famiglia. Mio marito non è italiano, quindi parla molto bene italiano, ma è americano, quindi diciamo che ci sono delle cose da tenere in considerazione che vanno un po' oltre il fatto magari che delle radici che chiamano. Quindi come donna e come mamma più agevolazioni all'estero rispetto alla nostra regione? Sì, credo cambi molto da zona a zona, no? Dove, sì, io ho la fortuna di aver avuto mio figlio a Stoccolma e devo dire che ci sono 450 giorni di maternità e paternità insieme, quindi si prende spesso metà la mamma, metà il papà, e ci si gestisce molto molto facilmente tutti i cambiamenti che hanno a che fare col fatto di diventare genitori. È molto comodo, ecco. E questo insomma è un incentivo in più per rimanere nel paese in cui si sta lavorando, quindi all'estero in questo caso tuo. Purtroppo sì, per fortuna si può comunque trasmettere le radici anche ai propri bambini. Mio figlio parla anche un pochino di friulano, ad esempio, quindi ne sono molto orgogliosa. La storia di Alex Nadalutti che è andato in Scozia, però poi ha deciso di ritornare in regione. Come mai? Perché era venuto il momento, dopo 6 anni, di portare quello che avevo preso in Scozia in Italia. E quindi, quando me la sono sentita, ho
ho deciso, nonostante avessi 1000 opportunità là di lavoro. E che lavoro avevi trovato in Scozia? Io ero un operatore sociosanitario e avevo trovato l'opportunità di lavorare anche in ospedale, nell'NHS, con un buon stipendio, poi però alla fine ho detto di no e ho accettato un altro posto di lavoro che invece è in Italia, dove lavoro adesso, in una comunità per minori stranieri. Dove? A Cividale. E quindi la tua scelta, sei stato soddisfatto poi di questa tua scelta? Non torneresti indietro? No, perché il lavoro mi piace, sto bene e poi in realtà tornando ho avuto l'opportunità, a parte il lavoro che mi soddisfa, anche la possibilità di rimettermi in gioco a livello di comunità e adesso sono consigliere comunale a Remanzacco nelle politiche giovanili e quindi sì, ritornare mi ha aiutato e ha portato anche qualcosa di nuovo anche al paese. Eppure tanti della tua età o anche più giovani scelgono di rimanere all'estero. Come si può riuscire a riportarli qua secondo te? La tua esperienza potrebbe essere utile a loro, però poi loro trovano altre strade all'estero. Non è facile perché io avevo la forte volontà di tornare. Prendo l'esempio di mio fratello è andato là, non voleva mai lasciare il paese e invece adesso rimane là, è sposato con un figlio e non è intenzionato. Se dovessi consigliare a qualcuno di rientrare, secondo me è fondamentale a volte anche rientrare per portare un po' quella che è l'esperienza presa e non dimenticarsi del paese da cui si proviene. Quindi nonostante le varie difficoltà, ritornare sarebbe la cosa migliore, ecco, sì. Fabrizio Corazza è uno dei fondatori del Fogolar Furlan di Vienna, di Pordenone originario però. Sì, raccontaci la tua storia. Allora sì, vengo da Pordenone, mi sono trasferito a Vienna 8 anni fa e abbiamo fondato il Fogolar Furlan di Vienna. Il Fogolar Furlan di Vienna diciamo che è un po' diverso dai Fogolar Furlan normali, perché noi non abbiamo bisogno effettivamente di trovare altri friulani a Vienna, perché siamo molto vicini. Abbiamo piuttosto bisogno di portare un po' di friulanità a Vienna e quindi intanto viene recepita tantissimo bene la friulanità a Vienna, perché gli austriaci e in particolare i viennesi adorano il Friuli, basta pensare a Lignano, tutte le nostre spiagge. E quindi questo ha fatto in modo che ci siano parecchi iscritti, ogni anno riusciamo ad avere parecchi iscritti e abbiamo fatto diversi eventi, anche molto importanti, anche in concomitanza con adesso non mi viene in mente, con l'ambasciata italiana, e ci hanno ospitato diverse volte. E quindi il nostro è un buon successo, insomma, noi ci stiamo divertendo, ci piace, abbiamo declinato tutto molto alla cultura, il nostro è un'associazione molto culturale. Insomma. Tu ti senti un friulano a Vienna però? Io mi sento un friulano a Vienna, ti dirò, tutta la verità è che prima di andare a Vienna non mi sentivo friulano. Adesso chiaramente che un po' è mancata la terra, un po', insomma, però anche questo io non mi sento proprio un emigrato, perché comunque Vienna è vicina, è connessa benissimo, quindi tipo gli aerei, ci sono 2 aerei addirittura, uno in inverno e l'estate, i treni partono da Pordenone, arrivano, passano a Udine e non devi neanche cambiare, quindi ce ne sono 2 al giorno. Quindi sì, è difficile dire, l'idea vecchia che avevo di emigrato non è sicuramente questa. Però insomma vivo là e quindi ho alcuni interessi là, i miei punti di interesse là, quindi sì. Non torneresti a Pordenone? Sì. Sì. Mi piace il Friuli. No, ma proprio come vivere. Ma è una domanda, sì, tornerei a Pordenone, ma non sarebbe difficile, io ormai ho questa doppia vita qui, io sono anche sposato, anche mia moglie ha questa vita qua, e quindi per il momento, è come appunto vivere 2 vite in 2 posti diversi, non è un po' difficile da definire, ma credo che sia figlia dei nostri tempi sta cosa, no? Credo.